3 giorni di festa all'insegna di ottimo cibo, con il pesce del Lago di Garda come protagonista. La Sardellata ricorda l'antica tradizione della pesca notturna sul Lago di Garda, quando i pescatori, al ritorno dal lavoro, cuocevano le sardine di lago appena pescate e le condividevano con la comunità. La felice riuscita dell'evento è dovuta al prezioso impegno dei volontari della Scuola del Remo di Garda, in collaborazione con l'associazione Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Garda. Gustosi piatti preparati al momento in un trionfo di profumi e sapori hanno fatto la felicità di grandi e bambini. Un'ottima opportunità per i turisti per assaporare le prelibatezze locali nello splendido scenario del lungo lago Regina Adelaide. Sabato sera si è svolta anche la regata delle bisse, tipiche imbarcazioni venete, preceduta da un corteo storico di musici e sbandieratrici, seguito dagli equipaggi che poi si sono sfidati in un'emozionante gara sulle acque del lago.